sapete che è da mesi che c'è e ve la menano su Telemeloni, no? Questa, come dire, entità, una sorta di istituto luce 5.0 in cui si sarebbe trasformata la TV pubblica italiana. Ci sono anche i report dell'Unione Europea, no? Quelle serene analisi imparziali che usano come fonte i pezzi di Repubblica. Quindi pensate il livello, come dire, di obiettività e assolutamente di non faziosità di questo report delirante dell'Unione Europea, secondo cui lo stato dell'informazione in Italia sarebbe, diciamo, paragonabile a quello della Corea del Nord. Ma questa è la bolla, cioè nella bolla c'è la narrazione su Telemeloni che ingombe sul telespettatore italiano, e poi c'è la realtà, poi c'è la cronaca, per fortuna, che spesso si riprende i suoi diritti, anche se avremmo fatto volentieri a meno della notizia che stiamo per citarvi, perché la notizia è questa. Nella realtà accade che un autore di lungo corso Rai, stando almeno alla sua pagina Facebook, ha lavorato per Fiorello, per Brignano, per Meglio Stasera, insomma per tanti programmi e autori Rai importanti, fresco di un contratto come autore di Affari Tuoi, trasmissione di punta della prima serata Rai, che sui suoi social ha reputato di fare il seguente geniale commento. Cioè ha messo una foto della premier in visita istituzionale in Cina, una foto dove si vede la Meloni appena scesa dall'aereo di fronte alla delegazione cinese, insieme, come è noto, anche a sua figlia, alla piccola Ginevra di 7 anni. Un'altra cosa su cui qualcuno ha voluto menare scandalo, ma ricordiamo che dalla notte dei tempi è pieno di leader che si fanno accompagnare dai figli in alcune missioni. Ma non è questo il punto, qui c'è un salto di qualità. Messo questa foto, tal Riccardo Cassini ha commentato così: la mamma dei fascisti è sempre in Cina. Poi poco dopo ha rimosso il post, forse non aveva, come dire, calcolato bene costi-benefici, rivelando anche però un certo analfabetismo digitale, perché come è noto rimuovere un contenuto social è sottolineare che si è fatto un errore, è dimostrare plasticamente che si ha la coda di paglia, e d'altronde ne aveva ben donde, perché è semplicemente delirante questo commento, a parte il solito gioco di tirare in ballo il fascismo riferito a Giorgia Meloni, offensivo per l'esperienza storica e le vittime storiche del fascismo, con la cosa surreale per cui in Cina, se proprio vogliamo essere, come dire, dimorare in questa terra, c'è un totalitarismo di marca opposto, comunista. Ma poi la simbologia del messaggio veramente delirante, cioè la mamma dei fascisti è sempre in Cina, nella foto in cui c'è la figlia della Meloni, Ginevra, bambina di 7 anni. Quindi se la Meloni è la mamma dei fascisti, nella foto c'è sua figlia, cosa vuol dire? Cosa vuole dire questo Riccardo Cassini? Che Ginevra di 7 anni è fascista? Cioè vi rendete conto che come dire, la ricaduta narrativa di questa genialata messa da questo autore importante Rai, autore di Affari Tuoi, va a ricadere su questa bambina di 7 anni? È così, cioè non ho parole, diciamo, all'altezza, vi basta, come dire, prendere atto della realtà. Questo Riccardo Cassini, autore importante Rai, ha fatto questo post. La mamma dei fascisti riferito a Meloni con la foto di Ginevra, 7 anni. Voi capite che quando l'ideologia tira in ballo anche una bambina di 7 anni, siamo in un terreno inesplorato, con la postilla ulteriormente antipatica che è ideologia, diciamo, anti-centrodestra, che ovviamente fascisti ce n'è solo nella testa di quelli come Cassini. Meloni rappresenta il governo e la coalizione di centrodestra. Questa ideologia viene fatta da chi, come dire, usufruisce dei soldi di tutti i contribuenti, essendo autore Rai, anche i numerosi contribuenti di centrodestra che magari hanno votato questa coalizione. Quindi siamo di fronte a una summa dell'ideologia italiana, a una summa imbarazzante. Vi dico solo, al prossimo che vi parla di Telemeloni siete legittimati a chiamare un'ambulanza e nel suo stesso interesse farlo accompagnare in una struttura che possa prendersi cura di lui. Grazie a tutti, vi aspetto domattina.